Cantagalli, grande la prova di Anastasi in ricezione, in difesa soprattutto, ma bravo anche in attacco. Lorenzo Bernardi, Lennartson, arriva Gustafsson, non si chiude in tempo il muro azzurro e chi riceve l'Italia. Batte di precisione tesa Cambiorn, Bernardi, si deve spostare Topoli, vediamo Giorgi, non si chiude il muro svedese, Giorgi non sono di Parma, 10-5, continua a battere al salto, in difficoltà Staff, Edengard per Lennartson, rimedia l'Italia in difesa, spinge Topoli il pallonetto per l'11° punto, tempismo e coordinazione sono le doti di Paolo Topoli, regista sempre lucido e presente, rientra in campo Lars Nilsson, torna in panchina Urban Lennartson, 11-5 per l'Italia, ancora una battuta per Andrea Giorgi, fuori questa volta la battuta di Andrea Giorgi, comunque un punto è arrivato nel suo giro di battuta, appunto, 5-11, Lars Nilsson, Bernardi, Topoli, Cantagalli, il suo pallonetto spinto è ottimo, si cambia subito con Luca Cantagalli, altro battitore al salto, l'Italia nella formazione di seguito, i suoi due battitori al salto, ecco Luca Cantagalli, la ricezione di Saff, poi Edengard, arriva Ben Gustafsson e uno strepitoso Andrea Lucchetta, realizza Isa Cantagalli, rientrato da pochi minuti al posto di Anastasi, la sua battuta a lungolinea, la ricezione di Gustafsson, l'attacco di Bjorn, la difesa di Masciarelli, si lotta a rete, Gustafsson è più bravo di Bernardi, o quantomeno più rapido in questo frangente, e siamo sempre sul punteggio di 5-12 quando va a servire Peter Tolz. Bernardi, Topoli, arriva ancora Bernardi, palla su mister, così come era accaduto nei set precedenti, va in panchina per il giro di seconda linea Peter Tolz, Andrea Lucchetta continua a battere corto per Nilsson, Edengard, arriva Gustafsson, fuori la risposta del muro e si riprende, il punteggio è fermo, immobile, dopo tantissimi cambi palla sul 12-5 per l'Italia, servizio nelle mani dei nostri avversari, il regista Edengard, Andrea Lucchetta, Topoli, Bernardi contro il muro a 2, accenna la schiacciata e poi tira un pallonetto come un veterano, il pallonetto di Lorenzo Bernardi, 12-5, a Cambiorn, Edengard, la palla finisce e tocca il tabellone luminoso, 13° punto, 13-5 per la squadra azzurra, 2 punti separano l'Italia dalla storia, c'è Paolo Topoli, la ricezione di Nilsson, la combinazione in veloce chiusa molto bene, similmente continuerà a battere in salto Andrea Lucchetta, Topoli si deve spostare, portare in bunker, ma arriva Bernardi con uno strepitoso diagonale, ne abbiamo ancora una buona opportunità in battuta, Lorenzo Bernardi, 2-7-1 per l'Italia, 13-5 quando lo schiacciatore della Philips va al servizio, Edengard si salva come può, arriva Gustafsson, toccata secondo il giudice di linea, la schiacciata di Ben Gustafsson, dello stesso avviso l'arbitro, intanto per il giro di campo da 1 ora e 50 minuti, Undersaf, 5 per chi batte, 13 per chi riceve, Andrea Lucchetta, Topoli, Cantagalli murato, 6° punto per la Svezia, una Svezia Maidoma, sconfitta dal numerosissimo pubblico, 6-13, Undersaf ancora al servizio, Andrea Lucchetta, Topoli, Cantagalli, non è stata toccata da nessun giocatore la schiacciata di Cantagalli e c'è subito il cambio di Velasco che fa rientrare in campo Andrea Anastasi, torna in panchina Luca Cantagalli. 13-7, Undersaf, fuori la battuta di Saff e ancora si cambia, 2 punti per concludere il quarto set, 13-7, c'è Andrea Lucchetta che chiede la formazione al secondo arbitro perché a sua volta la chiede al giudice di linea, fa segno che è il numero 6 che deve andare in battuta, quindi siamo in posizione corretta con Roberto Masciarelli che va a battere
13-7, 2-7-1 per gli azzurri. Understaff, Edengard, la bellissima difesa di Masciarelli, Anastasi, Murato, ma c'è Zorzi che rimedia in difesa. Andiamo a vedere, Zorzi contro il muro 2, è fuori, ma è stata toccata la schiacciata di Andrea Zorzi, c'è Roberto Masciarelli, i fischi del pubblico e il grande momento della pallavolo italiana. C'è un attimo di contestazione, l'arbitro assegna una contesa, probabilmente era buona questa battuta, l'arbitro assegna una contesa, sta facendo un po' la legge di compensazione, ma andiamo a vedere ancora Masciarelli, l'importante è rimanere concentrati. Edengard, lo schema di Dodds, la ripresa di Bernardi e Paciatopoli, arriva Giorgi e siamo campioni d'Europa! Siamo i campioni d'Europa! Non era mai successo! È meraviglioso l'Italia campione d'Europa! Non era mai accaduto! Al massimo un uomo intelligente, bravo, ben preparato tecnicamente, una grande Italia, è un momento di grande festa, c'è grande commozione, anche qui c'è il presidente federale che riceve le congratulazioni, non avremo la possibilità di sentirlo perché stiamo per chiudere il collegamento, comunque ci basta la sua stretta di mano, così come ci bastano le nostre lacrime e quelle di tutta la formazione azzurra in campo a ricevere il giusto tributo per questo titolo di questi 16esimi campionati.